Cari telespettatori, è stata organizzata dalla CGIL, SPCGIL e UIL una manifestazione generale, uno sciopero generale il 29 novembre per chiedere, dove è possibile, di cambiare la manovra di bilancio. Sciopero generale per aumentare i salari, le pensioni, finanziare la sanità, l'istruzione, i servizi pubblici, investire nelle politiche industriali. Ugo Giollo, segretario SPCGIL del Veneto, è qui con noi per capire quali sono le rivendicazioni relative ai pensionati. Le rivendicazioni che riguardano i pensionati hanno a che fare sostanzialmente da un lato con la rivalutazione delle pensioni e dall'altro con i servizi pubblici. Per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, così come per i salari, negli ultimi 2 anni è stato perso molto del potere d'acquisto con un'inflazione che è stata galoppante. Oggi come oggi semplicemente dire che si fa la rivalutazione come da inflazione per quest'anno vuol dire aver perso circa il 10% del valore delle pensioni e dei salari, e noi pensiamo che questo sia inaccettabile perché nel nostro Paese da anni sta avvenendo un passaggio di risorse da chi lavora, da chi è in pensione verso chi fa profitti, e questo non aiuta il futuro del Paese. Dall'altro tutto il tema sui servizi pubblici, in particolare sulla sanità e sul esatto, tema sanità e sociosanitario sono aspetti importantissimi. Si fa meno prevenzione, ci si cura di meno e il ricorso al privato ha dei costi. Ormai abbiamo dati che ci dicono in maniera esplicita che ci sono quasi 5 milioni di italiani che oramai non accedono più alle cure. Dall'altro abbiamo un sistema sanitario che è sempre più in difficoltà perché quanto è messo a disposizione in termini economici è tra i più bassi valori in Europa. Con questa legge di bilancio andremo ulteriormente sotto. Per la prima volta scenderemo sotto il 6% di spesa rispetto al PIL, al 5,9%. Con una popolazione che sta per fortuna invecchiando ma che ha più esigenze. Continuare a tagliare su questi servizi vuol dire evidentemente spingere o a non curarsi o andare al privato. In Italia già le famiglie pagano 46 miliardi di euro oggi per curarsi, tante volte appunto verso il privato. Noi riteniamo che questo sia inaccettabile e che quindi le priorità che il governo ha messo in campo siano priorità per noi sbagliate e che invece debbano essere quelle che dicevamo prima: investire nei servizi pubblici e rivalutare pensioni e salari. Benissimo, ci sono altre rivendicazioni da parte anche del sindacato dei lavoratori, della CGIL e della UIL, naturalmente il tutto il 29 novembre, manifestazioni provinciali a livello nazionale in tutti i territori, sciopero generale e manifestazione per quel che riguarda i pensionati. Grazie Ugo Giollo, grazie a voi. Grazie a tutti.